Presidente Bolzonello, Pordenone avrà finalmente il nuovo ospedale. Sì, lo avrà, non ne avevamo alcun dubbio, una idea partita qualche anno fa quando ancora ero sindaco, avevamo idee anche diverse. Oggi quello che conta è che abbiamo presentato il progetto definitivo, quindi neanche il preliminare, il definitivo, andremo in gara entro fine anno, inizio del 2016, significa che tutti i tempi del cronoprogramma presentato un anno e mezzo fa stanno rispondendo, addirittura siamo in anticipo rispetto al cronoprogramma e quindi siamo assolutamente soddisfatti. Abbiamo reperito tutti i fondi, quindi non ci sarà ricorso a project financing, quindi a indebitamenti finanziari, perché tutti i fondi sono già stati stanziati. Addirittura la settimana scorsa abbiamo anche messo un ulteriore finanziamento per la centrale termica da 6 a 9 milioni, praticamente 9 milioni ulteriori per tutta la parte appunto tecnica legata ai servizi, e soprattutto abbiamo visto oggi un ospedale di una notevole bellezza da un punto di vista proprio anche infrastrutturale. Quello che a me preme dire è che mantenere il terzo hub ospedaliero del Friuli Venezia Giulia anche attraverso muri e professionalità significa continuare a mantenere alto il livello di attenzione su Pordenone. Proprio in questi giorni in cui c'è grande polemica rispetto a quello che Pordenone ha, che perde, eccetera, e sul ruolo di Pordenone in regione, questo passo e questo investimento dimostra come la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia abbia a cuore Pordenone. Un ospedale, un terzo hub che sarà punto di riferimento non solo per Pordenone, ma per l'intero Friuli Venezia Giulia e anche per le regioni vicine, il Veneto in particolare. Assolutamente sì, abbiamo visto che non solo non perdiamo servizi, ma ne incrementiamo e abbiamo anche una capacità attrattiva importante. Fra l'altro sono in corso in questo momento anche collaborazioni molto significative con il CRO di Aviano, e quindi finalmente abbiamo aziende che si dialogano, un'unica linea importante dal punto di vista sanitario in regione e in provincia, e quindi stiamo andando veramente a dare risposte reali e non solo chiacchiere ai nostri utenti e ai nostri cittadini.